in hanno fatto questa terapia, cioè delle staminali che mi sono state iniettate in testa, proprio sulla testa. Io ho iniziato subito ad avvertirmi, dopo un po' di miglioramento, ho iniziato a muovere una gamba. Piano piano però la malattia si è stabilizzata e poi ho fatto anche un altro intervento nel 2008, quindi 2 anni dopo. Sono andato in Germania e ho fatto un altro trattamento di midollo osseo. Ma dopo questi 2 anni ho cominciato ad avvertire strani cambiamenti. Cioè, io a letto ho cominciato ad avvertire le scosse. Era come se qualcuno mi prendesse così dal letto e mi scottesse così. Cioè, il mio corpo si stava risvegliando. Quindi piano piano ad avvertire anche i muscoli nelle gambe che prima erano praticamente atrofizzati. Era come se avessi avuto dei crampi veri e propri. Cioè, detto così è difficile dirlo, ma c'è qualcosa che sfugge alla nostra portata, che non è possibile. Io sono guarito da una malattia incurabile. Premetto che io non vado in chiesa e quindi non sono un praticante, però ero abbastanza scettico e non ateo, però ho chiesto aiuto anche all'universo, diciamo così. Mettiamola in questi termini. Evidentemente è anche lì che qualcosa deve essere il nostro. Quindi la malattia non solo non peggiora, ma migliora. E in più non prendo farmaci. Prendo le cose con la mano destra, chiudo, prima questa mano non la usavo. Se avevo salutato ti salutavo con la sinistra, non con la destra. Secondo me basterebbe che un medico prendesse la cornetta del telefono e si decidesse a chiamare lì ad Agassi, dove basterebbe secondo me niente, basterebbe prendere la cornetta e chiedere e così facendo potrebbero sapere magari, cioè basterebbe che lì ad Agassi facessero una qualsiasi tipo di terapia, che qui l'Italia è una, per cui io ho diritto come paziente di andare a farmi curare dove voglio, in tutta Italia. Questo è il mio diritto come paziente, come malato. Quindi questo mi viene negato, il diritto di curarmi, e questo è una cosa grave secondo me.